Questa trasmissione è offerta da Alphamed. Gara della seconda fase. Chi vince va ai quarti di finale? Chi tra la Proloco di Tolmezzo, Capitanata Emanuele e la Proloco di San Vito al Tagliamento, Capitanata Bella Rossa Patrizia. Siete tesi? Assolutamente sì. Sì, al punto giusto. Anche perché le bretelle che tengono sono tese come le tue bretelle, e la nostra Patrizia invece è sempre precisa, in mezzo, beata tra tutti gli uomini di San Vito. Sei pronta? Sì, sì. Pronta? Sì, pronta. Ma è prontissima la nostra Serena Fogolini della Società Filologica Friulana. Buonasera, buonasera. Tutto bene? Sì, peraltro voi mi tocca di stare attenti perché verrai Enrico Radivo di Tumiec che sarà così a controllare, perché con Savin no, al giro anche in te proloco di Tumiec tra tutti i 6 girs, e allora lo saludin e vediamo un cavaccumo. Salutiamo, però io per par condicio saluto anche Claudio Romanzin che ci segue sempre. Dalle bande di là da Laghe, allora sì, Claudio voterà a San Vito e Enrico Tumiec. Tu invece sarai neutrale. Io imparziale come sempre. Giusto, giusto. E più triste dal solito. Ecco. Invece voglio ricordare ai nostri telespettatori che possono continuare a votare per ripescare le 3 Proloco in ripescaggio, naturalmente, che possono ritornare in gioco, 3 quindi, e quindi avete ancora qualche giorno per portare il coupon nella nostra sede di Telefriuli o continuare a votare nella pagina social di Telefriuli. Siamo pronti per il gioco con le vostre pulsantiere, quindi possiamo far partire il primo cubo virtuale e vedere il primo argomento della serata. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Muscoli, Scodovacca, Strassoldo sono frazioni di quale comune? Tra Tor Viscosa, Monfalcone, Cervignano, Aquileia. Nessuno ha dato la risposta esatta perché è Cervignano. Cervignano. Che cosa hai detto? Ha preso la risposta che avevo fatto. Ah, prima nelle prove. E invece dovevi dare la risposta C. E invece che problemi ci sono stati a San Vito con la pulsantiera? Semplicemente. Sì, con la pulsantiera. Con la pulsantiera. Vabbè, una prova avete fatto, diciamo, tanto non togliamo punti, siamo sempre sullo 0-0. Andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, l'argomento. Enogastronomia. Il cacchi, molto diffuso nelle campagne friulane, fu introdotto dall'Oriente per integrare l'alimentazione autunnale. Quando? Nel corso del 1500, agli inizi del 1900, nel 1077 e alla fine del 1700. In che periodo? Agli inizi del 1900. Corretta la risposta di San Vito al Tagliamento. Bravi! Giusto, Serena? Giusto, difatti il cacchi che arriva di sopravvalievat, come tu hai detto ben tu, arriva in Europa e torna metà dal 1800, in Italia, in tal sud Italia, arriva verso la fine della prima guerra mondiale, poi dopo si slarge anche a tutto il resto, anche al nord. Una curiosità di queste pome, che il suo nome, che è di Ospiros cacchi, vuol dire pome des divinità, è che è conosciuta anche tanto che albur de paz, perché pensate, quando dal 1945 è scoppiata la bomba di Nagasaki, l'unica creatura resta viva è stata proprio un albur di cacchi, che allora è stato curato, sono arrivati a tornare a tirarlo di qua, e le sementi vengono spedite in questo progetto appunto di paz internazionale. Qualcuna di queste sementi si chiate anche in Italia, in particolare si rischiate anche in tal Veneto. Brava Serena.
3 punti conquistati da San Vito al tagliamento, grazie alla risposta che ha dato Patrizia, o c'è stato un aiuto, un aiutino da parte della squadra? Ah, hai l'esperto di cacchi dietro? No, professore, avete un professore che ti dà tutti i suggerimenti. Voi avete un professore, un esperto del, non so, no. Vedremo, lo scopriremo durante la diretta. Andiamo avanti allora, andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale. Sport, vediamo chi è più sportivo. Con quale squadra esordì in Serie A il giovane portiere Di Mariano, Dino Zoff? Udinese, Napoli, Mantova, Juventus. La squadra d'esordio. A San Vito. Con tutti sti uomini non potevi sbagliare, no? È sempre il professore che risponde, è uno sportivo. Ho risposto io. Forse Udine, un Per tifoso, solidarietà cioè. Udine. Allora, bravi. Qui invece nessuno veniva in mente. No. Niente da fare. Non siete sportivi? Vabbè, proviamo ad andare avanti e vedere se riuscite a dare la prossima risposta esatta. Scopriamo il cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. In epoca romana era chiamato Anaxum. Di che fiume parliamo? Piave, Stella, Esonzo, Corno. Non è il fiume Corno. A tutti Corno. E invece no, è proprio il fiume Stella, Serena, giusto? Sì, dicono che loro hanno risponduto qua che però le talabasse furlane, che chi è un flum calnas invece tal Friul di Miece, bande flambri, e dunque tal suo percorso al ciapedentri tal Massons, Bertiul, Rivignante Or, Pussinie, Palasol, no Palaciulca, non Usplas, lo dicono come lo dicono che i nativi di lì, e poi dopo va a finire la Prisinins e la fossa è in te lagune di Maran. Il nome romano era Naxum, per altri Cumole invora un interessante progetto di bande dell'Università dal Friul di riscovierte delle archeologie subacquee e dunque i resci che sono dentro in chiamata al Flum Stelle. Brava Serena, lei lo sapeva, voi invece no. Però dai, vediamo, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, l'argomento, perché Tolmezzo ha bisogno di prendere un po' di tempo, no? Per entrare in gara. Cultura, qui avete più tempo e più punti in palio, 30 secondi da 5 a 10 punti. L'Udinese San Luigi Scrosoppi è protettore di quale categoria professionale? Cacciatori, cardatori, cantautori o calciatori? Questa è un po' particolare. Sì. E invece era calciatori, è così, ragazzi. Ma Tolmezzo adesso è ancora a 0 punti, ma avete la possibilità di rispondere per primi al proverbio che lancerà la nostra Serena. Quindi lo vediamo in grafica, lo leggerà lei. Vediamolo. L'amor e la tos in court si cognos. Allora, naturalmente dovete pensarci un attimino, aiutandovi con la traduzione, e poi dovete dirci che cosa si intende quando appunto si dice questo detto, questo proverbio. Avete un po' di tempo per consultarvi, perché avete il tempo della pubblicità, poi rientreremo, daremo la possibilità di rispondere alla prologo di Tolmezzo e subito dopo, se loro dovessero dare la risposta sbagliata, sentiremo San Vito al tagliamento. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. Di Tolmezzo si è consultata in maniera molto intensa, no? con il gruppo squadra,
E quindi adesso rivediamo un attimino il proverbio, così hai ancora qualche secondo per pensarci e lo leggiamo con Serena. Rivediamolo allora assieme. Dai, que ascolto all'era facile, questo per attaccare, per inviarsi bene. L'amor e la tos in curt si cognos. Emanuele, hai pensato? Hai riflettuto? Consultato? Confrontato e consultato e mi dicono che l'amore e la tosse non si riesce a nasconderli perché emergono immediatamente. La tosse fa rumore, l'amore altre e quindi in breve li conosci e li dimostri. Ma, sul serio? Certo di fare. Dici così? Dicono che quando tu sei innamorato fai tante chemonadis che tu se ne accorgi in tempo tardi. E chi le fa anche se non è innamorato? Cioè, non... Alla tosse. Che è la tos, è la tos. Bene, 5 punti allora. 5 pons, 5 bravo. punti per il mezzo, bravi. Allora, la Proloco di San Vito avrebbe detto la stessa cosa, super giù sì, super giù sì. Vabbè, comunque, 5 punti. Vediamo con i 5 punti conquistati da Tolmezzo com'è la situazione. Chiedo alla regia perché non ricordo. Ecco, San Vito 7 e Tolmezzo 5. San Vito è il tagliamento. Va bene, andiamo avanti e scopriamo il prossimo cubo virtuale, quindi pronti con le vostre pulsantiere. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Come erano chiamati un tempo gli abitanti di Cividale? Civilesi, cividatini, cividini o civici? Non sono cimici, eh? È cividini! Vedi che San Vito è veloce, Patrizia è veloce con la pulsantiera. Tu eri ancora lì che pensavi? Ma meno male perché avrei sbagliato. Ah, ok. E allora andiamo a vedere il più prossimo. Silenzio in aula perché dobbiamo andare avanti e vedere il prossimo cubo virtuale. Sport. Qual era la caratteristica di Giuseppe Sabatini, difensore originario di Sagrado, che negli anni 60 e 70 militò in Sampdoria e Milan? La rovesciata, il dribbling, il tunnel, la velocità. Avete ancora 7 secondi, non era il tunnel? Tutti col tunnel? No, era la velocità. Niente, non ve lo ricordavate. Vabbè, non ve lo ricordavate, ma andiamo avanti, vediamo se andrà meglio con i prossimi quiz. Vediamo il cubo virtuale. Enogastronomia. 15 secondi da 2 a 5 punti. Quanta parte di tutta la soia italiana è prodotta in Friuli Venezia Giulia? Il 25%, il 50%, il 2%, il 10%? No, 50% è troppo. E non è neanche il 2, ma il 25. Niente. Vabbè ragazzi, dai. Vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, va? Non commentiamo questi momenti così. Andiamo avanti. Territorio. 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune ha come stemma una lampada romana che arde? Ruda, Dignano, Bagnaria, Arsa o Nimis? A San Vito. Chi ti ha aiutato? Il professore? No, insieme. Ma me lo ricordavo, sai che io sono di origini vicino a Spilimbergo e mi pareva quindi ti di averlo ricordavi, visto. Ecco, brava. Serena, giusto, no? Sì, perché stante ai studi di toponomastiche di Ignan, il nome, la prima attestazione era Ignan e di lì hanno pensato che il vinisfur di Ignis, che vuol dire fuc, e allora i veis la fogula, appunto, la lucerna, no, in tasteme, e invece a man ciampe, a sinistra, i vin il segno dal flum, che è il tiliment. Bene, bravi i ragazzi di San Vito da Tagliamento, voi insomma non guardate loghi, cioè su queste cose proprio non, sistema, lampade, per voi non esistono? No, non conoscevamo ovviamente questo stemma, insomma. Va bene, vediamo se la prossima domanda andrà meglio. Riusciamo a recuperare? Andiamo avanti, andiamo, se no qua andate avanti di proverbi voi. Cultura.
addirittura avete più tempo e più punti in palio. La guerra di Gradisca tra Venezia e Asburgo è detta anche guerra degli Uscocchi. Chi erano? Truppe speciali veneziane, mercenari turchi, pirati croati, contadini bisiacchi. Caspita. A San Vito sono velocissimi. Come mai? Perché le bretelle ti tengono sei un po' bloccato? No, è stata brava, sono bravi, non è inutile, è bisogna inutile, brava. riconoscere. È inutile, brava. Non possiamo dire niente. Ma chissà se sarà tanto brava lei nel friulano e nell'italiano, no? Nel nostro gioco tra due lingue. Eccole qua, siamo pronti con la sigla, intanto Emanuele penserà alla busta. Allora, quale vuoi scegliere? La 2. 2 come le tue bretelle? Esatto. No, ormai rimaniamo in tema. Che cosa preferiresti tu? Dall'italiano al friulano o Friulano all'italiano. Voi non dovete ridere, siate seri perché è il momento di tolmezzo, poi arriverà anche il vostro. Dal friulano all'italiano hai scelto? Sì, Bene. speravo. Speravi, hai scelto? Ah, ok, perfetto. Sì, ti confermo. Benissimo. Allora, dal friulano all'italiano, 1 minuto di tempo, do io le parole in friulano, tu in italiano, ok? Mi raccomando, Partiamo. La prima è daur, Dietro, dome, solo, daurman, subito, da voi, da voi, Da voi. da voi. Da voi. lavoro, Daur, dietro, dome, solo, daurman, subito, da voi. Alle dutum da voi. confusione, Dadul, dadul, dado, ma da Welsi, Da Welgi. da Welgi, da Welgi, vuoi avvolgere? Da Welgi. no, Avvolgere. daur, Allora, dietro, dome, solo, daurman, subito, da voi, confusione, dadul, dado, da Welsi. Ma il tempo è scaduto. Ah, sì. Questo era sviluppare, svolgere. Da Welgi, svolgere, Ah, fare, svolgere. compiere, no? Dopo di Bant inutilmente, da Spo Poi successivamente, dopo. di Bisugne Alla occorrenza, necessità. sì, bravo, da Ben, da bene era. Va bene. Quindi voi siete arrivati fino a dado, quindi 5 parole, 5 punti. 5 punti conquistati. Invece andiamo alla 1 con Patrizia, che invece a questo punto sarà dall'italiano al friulano. Quindi voglio concentrazione, non risate, non schiamazzi, dovete essere seri, aiutare la vostra capitana, giusto uomini? Singapore. Bon, allora partiamo, almeno io devo essere seria, in italiano, con la prima parola in italiano che è davanti. No, ragazzi, cambiamo busta, la busta 1, ragazzi della regia dico, la busta 1. Siamo pronti? Davanti, Davanti, donna, femmina, debole, flace, davanti, davanti, donna, femmina, debole. No, quella è un'altra roba. davanti, Donna, femmine, debole. debil, Dorato, dorat, denaro, bes, decongelare, scongelà, decollare. svualà, Sì? No? Sì o no? No, No? non proprio. Davanti?
davanti, donna, femmine, debole, debul, dorato, dorato, denaro, bes, decongelare, scongelà, decollare. Tempo scaduto. Allora, decollare era? Decollare, lei gli va si su o gli va di tiere o anche di staccarsi. Ma svolare, proprio di volare, dunque non poteva andare buon. Poi c'era drizzare, Dreccià o indreccià, dorso che è la schiena o il dues, e donnola. che è la Bilite. bilete. La Io ho detto bilite. che in Chiarnia la bilete a San Vito no invece. Ecco, quindi 6 su 10 San Vito al tagliamento, bravi. Bene, dai, adesso chiedo alla regia se hanno già fatto il conteggio per vedere la situazione in grafica delle Pro Loco. Prima di andare in pubblicità, se è possibile, eccola qua. San Vito 30 punti, Tolmezzo 10, perché voi avete dato la risposta al proverbio e 5 parole ora, Sì. no? Su 10. Quindi adesso abbiamo altri quiz, poi ci sarà un altro proverbio e ci saranno altre parole. Andiamo in pubblicità e ci troviamo tra poco, lo sapevo. Lo sapevo, siamo pronti con altri quiz, poi alla fine di questo blocco lanceremo l'altro proverbio e naturalmente giocheremo ancora con il friulano. Siamo pronti per il prossimo quiz, andiamo a vedere quindi l'argomento nel cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune, dopo essere stato inserito nella provincia di Pordenone nel 68, se ne staccò subito per tornare in quella di Udine? Varmo, Tolmezzo, Forgaria nel Friuli, Codroipo. Fatto in tempo. Lo sapevano anche a Tolmezzo, ma Patrizia è stata velocissima. Serena, ci racconti tu qualcosa su questa... Sì, usconte che Forgaria è stato dopo un anno so di Pordenone perché dal 69 era già tornata di là sotto Udine. Una curiosità che anche una lienda metropolitana se volete su Pordenone, che ha la sigla automobilistica PN, è che in realtà se pensi all'ordine dalle lettere salvare svu di SPO e si dice che se di stare la provincia di Prat, che in realtà è arrivata tanto dopo dal 92, a domandare per piacere non stai ciapassi altri SPO perché se di no a noi non useresti in lettere per comporre la sigla perché PR era già ciappate, PA, PT, ENCE restava dome la O, chiaro che questa è dome nell'IENDE però è simpatico di riguardarlo e per altri la prima targa immatricolata di Pordenone è stata la mitica 500 Blanche PN 0001. Brava Serena. Questa volta lo sapevate, ma... Non ho fatto in tempo io. Non hai fatto in tempo? No. Boh, dai, adesso prendi il ritmo in qualche maniera, no? Prima di finire è meglio se prendo il ritmo. Sì, vediamo, vediamo. Andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale, quindi l'argomento del prossimo quiz. Cultura, quindi avete più punti, più tempo per pensarci. 100 anni fa nasceva a Udine il drammaturgo Lelo Canton. Qual era il suo nome all'anagrafe? Raffaele Cantona, Aurelio Cantoni, Manuele Cantone, Adelio Canton. Non è la A. E anche Tolmezzo dice A. No. Era Aurelio, giusto Serena? Aurelio? Sì, Aurelio Cantoni, che è stato un gran poeta e un gran drammaturgo, anche autore di tanti poesie e di drammi per Furlan, è stato anche tra i pari fondatori di Risultive, un movimento letterario, era nato a Udine il 12 dicembre del 1922, lui riguardina anche come figura politica, è stato un importante autonomista, discepolo di Prebeppo Marchet e per altri negli anni 80 è stato uno di che hanno sburtato i corsi delle società filologiche, i corsi di lingue furlane e dunque se altri in di way lei sa fare un corso di lingue furlane è anche in grazia di lui. Ragazzi, è andata così.
cambiare la pulsantiera e metterla nell'altra mano per vedere se, per vedere Se funziona meglio. Dai, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo quiz. Sport, 15 secondi da 2-5 punti. Mara Navaria, campionessa mondiale nella spada femminile individuale, di quale paese è originaria? È troppo veloce, no? Troppo veloce, non sappiamo come fare per fermarla. No, infatti. Cioè, vabbè, dai. O acceleri tu, cioè non so. No, sì, sarebbe quella la soluzione migliore. Vabbè, andiamo avanti, vediamo se acceleri. Andiamo avanti e scopriamo il prossimo cubo virtuale. Enogastronomia. 15 secondi da 2-5 punti. Quali sono i prodotti tipici della zona di Attimis? Cacchi susine, fragole e lamponi, ananas e banane, mele e pere. Si vede che a San Vito vanno in giro a mangiare dappertutto, no? Io a Timis ero convinto ci fosse solo il vino. Ho capito, ma no. Ci sono anche... Tu la Proloco di Attimis ci ha provato un sacco di fragole, di fragole, ma anche di prodotti proprio con fragole e lamponi, torte. Anzi, saluto la Proloco di Attimis che mi ha fatto ingrassare un paio di chili venendo qui in studio. Difatti adesso non ci sono, anzi sono a ripescaggio. Vabbè, dai, ci riproviamo? Andiamo. Andiamo avanti con i nostri quiz. E poi abbiamo il proverbio e altre parole in friulano. Territorio. A Remanzacco nel 1938 18 persone morirono a causa di un grave evento, quale la caduta di un aereo, l'esplosione di una polveriera, uno scontro a fuoco, il crollo di un ponte. Ha risposto San Vito. Toccato anch'io, ma non... Ti hanno suggerito giusto, ma ha risposto lei. Esatto. Perché lei ha sentito. Vabbè, adesso Sì, funziona, sì, abbiamo provato. No, perché quando ha provato erano sbagliate, quindi funzionava. No, funzionava, avevo calcato, sì. Qua mi segna una D, quindi Sì, ma un giallino. però è arrivata prima lei, sono arrivati quelli dei ragazzi di San Vito prima. Ma allora a questo punto mandiamo il proverbio, che tanto risponderanno loro perché a questo punto diamo loro il vantaggio. Lo vediamo assieme alla nostra... O prima c'è il gioco in friulano, chiedo un aiuto non a casa ma alla regia. C'è il proverbio. Per bocchie si stialde il for. E quindi, caro Emanuele, pensaci un attimo, ti consulti bene con la tua squadra e poi ti diamo la possibilità di rispondere. Se sbaglierai daremo la parola a San Vito al tagliamento. Quindi avete il tempo della pubblicità, consultatevi tranquillamente e poi ci rivediamo a Lo Sapevo. Tra poco con anche altri giochi in friulano. Siamo rimasti con un proverbio, lo rivediamo però con la nostra Serena, lo rilegge così poi Tolmeso ci darà la risposta. Per bocchie si stialde il for. Che cosa si intende dire con questo proverbio? Allora, noi abbiamo identificato due significati che sono entrambi simpatici, secondo la mia opinione personale. Uno è che attraverso la bocca del camino si riempie la legna che scalda il fuoco. Un altro è che si accende il forno per mangiare e quindi per la bocca si accende il forno. E quindi? E quindi scegliete quello che preferite. No,
No, beh, quindi cosa si intende dire? no? Allora, Perché- sì, in realtà non sono così simpatics, perché ha lei significato letterari, cir di Sì, già vai che cosa furalc. significa? Ci voglia il disi allora? No, allora, uno è che io per scaldare il forno metto dentro la legna nella bocca del caminetto, del camino, della cucina economica. Questo è un significato. Lì sono catrabasti. L'altro, loro dicono l'altro significato, cioè per la bocca scaldo il forno in maniera da cucinare qualcosa e, e mangiare. non arrivi a finire. Viodino sambit? Vedi diamo ancora che la la possibilità che signora, c'è vedi che la signora che- che voi di disi la so. No, ma non può rispondere la signora può dirlo Sì. a Esatto. Emanuele, e Emanuele deve poi rispondere. Sì, le dice un risultato ce l'hai soltanto se impegni. Però devi dirlo tu Emanuele, non Sì, vale sì. lei. Dai. Se ti impegni raggiungi quello che qual è il tuo obiettivo. Senti un momento sambit, Viodin ce fa dopo. Allora, noi pensiamo, per vivere bisogna lavorare, cioè per ottenere qualcosa devi lavorare. Far fatica, lavorare per ottenere qualcosa. Mia metodo in croschi, come ci fasino? Allora, il significato era che per bocche si schialda il forte, al senso che se tu svodi il forte alto, ma tal senso c'è la persona prestante, no, pronta per lavorare, tu si dai di mangiare, da tutti i robis, no? E voi altri avete quasi fatto il contrario di quel significato lì, e voi altri l'avete metuto in un senso un po' più tali robis, no? Quindi puoi anche non stabilire di non dare Così in punti a 0 a nessuno. 0. 0-0 palacentro. Va bene, e quindi è andata così. E allora è arrivato il momento del gioco più temuto dalle Proloco tra due lingue. Emanuele, che dici? Andrei sul 3. 3. Questa volta che cosa preferisci? Cioè, Guarda, non preferisco più nulla perché quello che arriva va bene. arriva. Dall'italiano al friulano, la busta 3. Quindi io vedrò in italiano, tu in friulano. Partiamo con la prima parola che è bambola, Pipine, calcio, ballon, pallavolo, pallavolo in friulano, pallavolo, bale volant, Quasi, dai. bambola, pipine, calcio, ballon, pallavolo. bale a volo, Dai, l'andite, balla svolta. pallacanestro, sì, pallacanestri, no, bale canestri, bambola, dove è tornata la... pipine, Calcio, ballon, pallavolo, bale a svol, pallacanestro. bale tal canestri, Canestri, tutti i voltami. Bambola, pipine, calcio, ballon, pallavolo, bale a svol, pallacanestro. bale a cestin, Però il premio simpatia bisognerebbe istituirlo. Allora, che schi in effiezza sono paraulis più trestutis, sono tutti paraulis speadis al giuca e sports, palla canestro, par furlan si lo volte ballet al J o ballet al cos. Mi ha fatto simpatia il lo sai, signore lo sai. che ha detto, quando dicevamo pallavolo, lui dice basket. E la signora fa, bella Furlan! No? Fantastici. Vabbè, dopo c'era nuoto, Che è nada, Nadao, la natazione. morra, Vabbè, questa è la Savina, l'amore. more, nascondino, Platassis, quindi si cucuc. ecco, altalena, Il nicciul, il tricul, biscul, pindule, va bene, anche pindule.
scivolo sbrisso, sbrissul, e trottola. pirli, girli, sgurli, gheo, trotulande, tanti E quindi 3. Qua non è 3 su 10, 3 punti per Tolmezzo, che però è la prologo più simpatica in questo momento, dobbiamo dire la verità. Ti facciamo quasi tenerezza. No, mi fate ridere questo. Proprio. Va bene. San Vito, siete pronti? Pronti? San Vito, allora, aspetta che trovo le parole qui, vediamo se le trovo. La busta 4, dal friulano all'italiano. Se sbaglio qua interviene. Sì, va tranquilla. Niciulasi, Dondolarsi. corean. Cuoio. Chianaipe, Canapa. stran. Straccio. Niciulasi, Niciulassi. Dondolarsi. corean. Cuoio. Chianaipe, Canapa. stran. Paglia. Gatul, Cosa? Salice. niciulasi, Dondolarsi. corean. Cuoio. Chianaipe, Canapa. stran. Paglia. Gatul, Corda. no. Dondolarsi. Niciulassi. Corean, Cuoio. Chianaipe, Canapa. stran. Tempo. Il tempo Gatul? è andato. Allora, Allora, gatul non è ghiatul, che sentito, no? Il salice, che è la pianta, quando butta fuori il butulut, il ghiatul. Gatul invece è il cunicolo, il tunnel. poi c'era Pindula, Pindulà, che è il ciondolare. Pirlade, Pirlade, la piroetta. Inzirli, Capogiro. Schiucci Stiuc, è un tuffo. e Vongolà. Che è nuotare, galleggiare, navigare, ondeggiare. Difficili. Da vongole che Quindi è onda. 3 su 10. 4. 4, chiedo Quattro. scusa, 4 su 10. Allora ragazzi, Emanuele, parliamo un po' della vostra Prolocco e di quelle che sono iniziative che state pensando di organizzare o che state già organizzando. Sì, no, stiamo organizzando adesso questa, poi siamo vicino alla loro Festa dei Fiori, anche noi avevamo la Festa dei Fiori che è stata negli ultimi anni è stata sospesa, quest'anno la vorremmo riproporre con un altro nome, Assaggi Fiori ed Ortaggi, e quindi daremo la possibilità di assaggiare delle pietanze gastronomiche trasformate in Carnia, daremo la possibilità di prendere fiori e piante e daremo la possibilità di prendere piantine da orto, perché in Carnia questo si terrà il 23-24 aprile, che è da lì in poi che si inizia a fare l'orto in Carnia, per ovvi motivi climatici. Poi arriverà l'estate e lì ci saranno tutta una serie di iniziative storiche che sono della Sagra del Borgat, poi ad agosto faremo un'iniziativa che l'anno scorso abbiamo fatto per la prima volta, che è la Cena dei Desideri, vicino al 10 di agosto, all'11 di agosto di San Lorenzo facciamo una cena in piazza e poi a settembre ci sarà di nuovo la Festa della Mela. Assieme a queste iniziative della Prolocco ci saranno iniziative di altre associazioni che arricchiranno tutta l'estate di Tolmezzo, insomma. Bene, quindi tutti a Tolmezzo a prendere un po' di fresco quest'estate. Beh no, è caldo in estate. È caldo, dai. ma magari... Almeno in estate è caldo, dai. Sì, però magari stai più fresco lì che qua. Ah sì, a quello dormire no. bene sì. Bene, ecco, vedi, questa è una cosa da evidenziare. Invece a San Vito che combinate? Ma noi ricominciamo con le nostre iniziative, per cui il 9 e il 10 di aprile facciamo in castello Voglia di Pasqua, per cui è un'iniziativa, una mostra mercato di hobbisti e artigiani, e poi stiamo cercando di organizzare anche in piazza qualcosa per i bambini, magari qualche gonfiabile o qualche track food o qualche gioco per i bambini. E poi stiamo cercando di organizzare la nostra festa l'ultima domenica di maggio, la prima di giugno, Piazza in Fiore,
speriamo di avere la possibilità, insomma, di organizzare. Stiamo già vedendo col comune, abbiamo già fatto una riunione, per cui Sei già floreale, pronta? sì, rimetteremo diciamo, in piazza la nostra iniziativa più importante, con più pubblico. Per cui vi aspettiamo a San Vito l'ultima di maggio e la prima di giugno. Bene, andate voi a San Vito, loro verranno a Tolmezzo. Bravi. Abbiamo un quizzone finale. Preparati, Emanuele, con la pulsatiera, che non sia la volta giusta. Vediamo. Sorpresa, qui avete più punti e più tempo in palio. Parliamo di un personaggio, classe 62, originario di Gonars, buddista, da 27 anni impegnato sempre con lo stesso spettacolo. Giuseppe Battiston, Antonello Dose, Claudio Moretti, Michele Polo. Non è Claudio Moretti. No. Originario. Bravo! Beh, ma sono soddisfazioni, no? A fine puntata sono soddisfazioni. Beh, insomma, io lo ascolto ogni mattina comunque. E loro sono rimasti scioccati da sta cosa, che hai risposto tu. Vabbè ragazzi, eccolo qua in foto. Io adesso insomma dobbiamo vedere com'è andata. Dobbiamo proprio? Sì, dobbiamo vedere com'è andata, perché dal regolamento dobbiamo vedere il punteggio, vedere chi va avanti, chi va ai quarti di finale. Lo vediamo allora, vediamolo assieme con la grafica. Tolmezzo 22, San Vito 52, va avanti. San Vito e Tagliamento ai quarti di finale. E niente, dovrai allenarti. L'allenamento con una pulsantiera, questo è quello che dovrai fare in previsione della prossima stagione, perché io mi auguro che vi inviterò sicuramente, perché siete divertenti, siete bravi. E poi verrò anche a Tolmezzo, a San Vito, ma anche a Tolmezzo alla festa della mela sicuramente, perché vengo sempre e magari chissà c'è la possibilità di incrociarci. Noi ti invitiamo a tutte le feste. Bene, invitatemi e noi cercheremo di esserci con Telefriuli, insomma alla festa della mela siamo sempre, sicuramente. Voi preparatevi. Cercate di essere seri, perché siete ai quarti di finale. Cioè, vi rendete conto che siete ai quarti di finale? Tu ti rendi conto che sei ai quarti di finale? Veniamo vestiti un po' meglio. Bene, vi preparate? Ci sentiamo perché tornerete tra un paio di settimane sicuramente per i quarti di finale. E anche tu ti prepari perché tornerai, Oh, non sta preoccupati, che se vesti beccai l'ordine, io vescoli bene. Non sta preoccupati. Grazie alla Proloco di Tolmezzo, vi invitiamo alla prossima stagione, grazie per essere stati i nostri Grazie a voi. Grazie a San Vito, grazie a Serena, ringrazio la regia capitanata da Simone Caramaschi, Francesco Sniddero e Paolo Bassi. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata di Lo Sapevo. Ciao! Questa trasmissione è stata offerta da Alphamed,